Scatman's World. Bella raga, ci raccomando. Scusate veneziano, siamo a Monza fioi. Secondo posto, abbiamo perso la pole per un decimo da Vettel. L'altro anno pole con la Renault, quest'anno secondo posto. Meglio la Renault, pazzesco. Vabbè, voglio vincere a Monza in casa, però piove ragazzi, diluvio a Monza, o comunque temporale, non è previsto sereno. Quindi prevedo una gara molto molto combattuta. Anche sulla pioggia andiamo il meglio di solito. Raga, andiamo, Gran Premio d'Italia, giochiamo in casa, voglio la vittoria. Vai ragazzi, andiamo a spaccare i culi fioi, andiamo a spaccare i culi. E andiamo, Gran Premio d'Italia. I tifosi ti fanno perfetto. Attenzione, subito, mamma mia. Massa, Pippo Massa aggressivo. Frena Cume. Sarà dura sotto la pioggia, però di solito diamo il meglio sotto la pioggia, Tanto stupido. Ok, il serpentone se ne va via così. E adesso me ne voglio andare, fioi. Lungo subito. Ah, subito errore, mamma mia. Monza con la pioggia non l'ho mai fatto, sarà dura, sta già tornando. Mamma mia. Mamma mia, ragazzi. Primo giro da incubo. Primo giro da incubo. Anche sulle tirine faccio difficoltà. Calmo, prendere un po' di dimestichezza. Mamma mia. Sono tutti dietro. Mi ricordo il ritiro. Ero primo con la Renault. Il ritiro non mi ricordo se è il quarto o quinto giro. Dove dobbiamo andare, fioi? Sto appena prendere le mistichezze, le massacriamo oggi. Monza è una gara anche semplice, nel senso è una gara che riesce semplice così, non sa il perché, ma ha sta caratteristica. Vediamo se riusciamo a fare una vittoria in solitaria, mai fatta finora. Molto bene. Attenzione, yellow flag. Mamma mia, ogni tanto la perdo così. Safety car in pista. Safety car subito in pista. Era da vederla con la pioggia nel rettilineo con la prima chicane. È sempre così. Oddio, sono accorto adesso. Mamma mia. Retromarcia comendiana, scusate, momento di panico. Viene subito safety car, lo sapevo, con la pioggia è così. Vabbè. Arianto squalificato intanto. Arianto, cosa fa? Colpa di quel coglione di Arianto, signori. Un porco loro, Arianto. Succede subito di tutto. Attento come sto tempo delta della minchia. Ok, andiamo a safety car e poi veramente con la pioggia è così. Sì, rallento, Pippone. Ma che partenza che ha fatto Pippo Massa, signori, all'inizio. Pensavo veramente di perdere la posizione, invece per fortuna è andata bene. Sarà una gara eterna questa a Monza, me la vedo già. Raggiungi la safety car. Ma c'è ancora qualcosa però, perché cosa sta combinando Arianto? Arianto impazzito, signore. Arianto impazzito. Eccoci qua.
Ciao safety car. Guarda che sexy, che culo sexy, mucho sexy. Ok, Arianto è andato fuori dei coglioni per fortuna. Ok, la safety car ha spento le luci. Si riparte, fioi. Mo so cazzi. Dai comendino. Molto bene, siamo tutti attaccati. Molto attenti a Sebastiano adesso, E si riparte, ragazzi. Green flag. Si riparte, ragazzi. Si riparte. Dopo la squalifica di Arianto, cosa ha combinato quel coglione non si sa. Che ha fatto Arianto? È pericolosissima la prima chicane con la pioggia. Prevedo molte cose io, Ancora yellow flag, ancora. Adesso devo scaricare un po' la macchina. Con 2 giri o 3 con la miscela grassa. E subito bandiera gialla, incredibile, una macchina ha rotto la lettone probabilmente. Pazzesco. È proprio la Alonso probabilmente. Alfonso. Alfonso sbaglia tutto, Alfonso. Con la pioggia non c'è storia, però. Con la pioggia non c'è storia. Perché se facciamo cagate possiamo vincere a Monza. Dopo una serie di gare un po' così. Ok. Chill laps. Ma come stare ancora più che bene io davanti. Molto bene. Noi sapevo che in quella chicane succederà di tutto perché è così. Infatti Alonso ai box. Cosa ha combinato la chicane? Non mi faccio una fatica a tenerla però ragazzi, ve lo giuro. Nella prossima stagione forse non ci sarà più la traiettoria, adesso vediamo. Ogni anno togliamo qualcosa. Fino ad arrivare all'estremo mio chiaramente. Veramente la difficoltà definitiva non ci sarà mai ragazzi, proprio impossibile per me. Forse solo con la pioggia sì. Però se no no. Dai che stiamo guidando bene adesso. Perché sono ancora raffreddato e tosse e tutto, quindi se non sono straesaltato è per quello ragazzi. Mamma mia che dominio ragazzi, ho ritirato la sosta di non so quanti giri. Proprio per essere tranquillo, ma sotto la pioggia a Monza che una roba incredibile. In qualifica eravamo tutti quanti a un decimo, i primi 10 praticamente. Ma qua è veramente un super dominio. Ok. Sì, questa salvo cataclisma è una vittoria sicura. La safety car può darmi fastidio, ma lo vedo comunque duro. C'è Hamilton ancora nel rettilineo opposto, dai. Veramente una McLaren devastante, che però in qualifica ero preoccupato in realtà. Sì. E la posso finire tranquillamente. 10 laps remanai. No!
Guarda il computer quanto mi porta, non ci credo. Non ci voglio credere, guarda il computer dove mi ha tirato fuori. Che brutto errore questo. Ma vaffanculo. Qua Gigi recupera tanto adesso, vabbè però. Calma. Incredibile, incredibile, colpo di scena subito. Cagare. Dopo c'è un altro passo per il computer sotto la pioggia, non capisco sinceramente, ma Monza soprattutto. Non so, c'è dei box spaventosamente brutta. Ma chi se ne fotte. Cioè loro fanno anche due soste forse. Perché aveva Alonso avuto il problema, però. Se fanno anche due soste, veramente mi rigodo. Mi sono permesso di andare dopo perché anche se le gomme erano all'80% comunque non perdevo. Non guadagnavo ma neanche perdevo, quindi per me è un gioco da ragazzi rimanere fuori. Qua è stato l'incidente. Sì, oggi piove sempre. Ridoppiamo anche qualcuno. Speriamo di non avere problemi con i doppiaggi. Abbiamo una Sauber. Dai, lasciami passare. Troione di una Sauber. Ok. Prima volta che doppio qualcuno, ragazzi, incredibile. It's incredible, Kuma. It's incredible. Il distacco da quella dietro è 9,7 secondi. 9 secondi da Gigi. Sì, questa cioè, sulla carta è già vinta, ripeto, basta non far cappelle e la portiamo a casa. Sembra che il problema sia stato risolto, sta riguadagnando velocità. Oh, Rosberg ha ripreso potenza con la Power Unit. Come vuole vincere. Dopo la beffa in Belgio, che era una gara che potevamo far bene, invece è andata malissimo. Qua al contrario dell'altro anno possiamo fare. Come viene giù. Pioggia leggera ma continua. Per me Hamilton se la fa un'altra sosta, perché sono andati ai box intorno al 10-11 giro. Secondo me all'intermedio non tengono 20 giri o 17 comunque. Infatti Gigi ai box, detto, fatto. Alla fine della gara saremo penalizzati, i commissari che hanno Porca assegnato dei puttana. secondi da scontare. Ai ai ai. Penalità per il Q, però 3 secondi, insomma, non sono un problema. Salvo safety car, pazzesco. Una delle prime penalità che mi becco, se non la prima, adesso non mi ricordo, ma forse una a Monte Carlo, mi ricordo. Quindi vedi stare tranquillo, non avere affanni, non avere ansie. Porta a fare ste cagate, però 3 secondi, ripeto, non sono un problema. Mi dispiace un po', però cazzo. Forse è la seconda volta che vado leggermente lungo. Non perdonano niente sti figli della mignotta. Hai registrato il miglior tempo, continua Un così. giro record. Gara strana, però il computer non è mai stato competitivo sotto la pioggia. Devo fare qualche doppiaggio.
Prima volta che c'è una gara così per il Cume, veramente. No, attento adesso perché non posso più permettermi lunghi, se no becco 10 secondi, 20 secondi, 1000 secondi, 1000 secondi. Fammi passare, fio della mignotta. Ok. Non ci sono più stati i ritiri dopo la squalifica di Arianto. C'è veramente un Cume super dominatore, mai vista una roba del genere. Poi è uscita anche la patch nuova. Speriamo che non sia per quello. Lungo, lungo, mamma mia, la salvo. Salvata per Miracle, il mitico Miracle. Ok, altro giro andato. 2 giri alla fine di una gara dominata. Tanto è uscito anche Carlos Sainz nel periodo non collegato. E noi con tranquillità vediamo le gomme come stanno. E insomma dai, 54%. Per fare una gara, una vittoria in casa devastante proprio. Tutta la pioggia non ho capito queste prestazioni degli avversari. Non c'è stata storia. Prima volta le gare vittorie che ho fatto le ho fatte tutte al massimo per 2-3 decimi, proprio grazie a delle strategie pazze e comunque con la pioggia. Sempre in condizioni particolari. Comunque Rosberg fuori dalle posizioni importanti. Questo mondiale lo vince Hamilton, salvo ritiri adesso o dopo, nelle prossime gare. Sta maturando per il Cume il quinto successo in carriera, il quarto di questa stagione, ragazzi. Veramente una gran stagione, l'Euro di vittorie, ma purtroppo o vittoria o fuori dei punti. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Final lap. Final lap. Come indiano, 33 secondi a Hamilton, signore. Qualcosa di mai visto. Ma Monza è così. La strana Monza. Tutto questo finale nella prossima gara, ragazzi. A questo punto sfruttiamo sta occasione, sta pioggia a Monza. Ci sta regalando un qualcosa di inaspettato. Come stiamo guidando ancora un po' la cazzo di cane, tanto la vittoria non è più in discussione. Anzi, non è mai stata in discussione. ...25 punti pesantissimi per Veneziano, veramente pesanti. Con l'obiettivo Ferrari, secondo me la Ferrari mi può chiamare. Speriamo, cazzo. E dopo la facciamo un contrattone. Ci blindiamo la Ferrari e vaffanculo. Ultima parabolica. E chi se ne frega di Verstappen, il Cume va a vincere il Gran Premio di casa, il Gran Premio d'Italia. Go Cume, go, go, yes! Dopo il ritiro dell'anno scorso arriva la vittoria in Italia. Very compliment Cume, very compliment. Grandi, grandi, Pippo Massa, Gigione Hamilton e Veneziano, eccoli qua. Yes! E adesso champagne, vaffanculo. Ok, anche con la penalità è arrivata la vittoria. Siamo tornati terzi nella classifica piloti a 2 punti da Ricciardo, molto bene, la costruttori.
terzi, sempre terzi. Perfetto, la Ferrari è veramente in crisi. Raga, tutto il comodore veneziano, sta ganata così, non me l'aspettavo proprio. Se lei con la pioggia c'è un bug, che ne so. E niente, alla prossima. Ciao!